Bentrovati! Oggi andremo a fare la ricetta della focaccia con i ciccioli, in lodeino zascozzulla skingheda. Questa ricetta veniva fatta anticamente in questo periodo, quasi esclusivamente in questo periodo, poiché veniva collegata all'uccisione del maiale. Per fare questa ricetta gli ingredienti sono molto semplici. Abbiamo bisogno di farina di grano duro, ciccioli, lievito e sale e un po' d'acqua che precedentemente abbiamo riscaldato. Iniziamo col versare la farina, il sale, mescoliamo un po'. In un'altra bowl andiamo a spezzettare il lievito e a scioglierlo con un po' d'acqua, tiepida mi raccomando. Ricordo che la farina che ho utilizzato è 1 chilo di farina per 300 g di ciccioli, un cubietto di lievito e 20 g di sale. Di acqua sono circa 250 ml. Una volta che è ben sciolto lo incorporiamo alla farina. Aggiungiamo anche la rimanente acqua. Iniziamo ad impastare. Non appena avremo un impasto un po' omogeneo, lo trasferiamo nel tavolo, lo allarghiamo un po' e andiamo ad inserire piano piano i nostri ciccioli. Una volta che abbiamo lavorato bene l'impasto, formiamo una piccola palla, lo prendiamo un recipiente, facciamo una croce sopra, in questo modo. Copriamo con un panno e mettiamo a lievitare per un paio d'ore in un luogo tiepido. Sono passate circa 2 ore e questo è il risultato. Adesso ci trasferiamo nel forno e andiamo a cucinarle. Eccoci qui, adesso iniziamo con la fase della cottura. Prendiamo una porzione di pasta, facciamo una piccola palla e la stendiamo spessa circa mezzo centimetro. Una volta pronta, inforniamo. Questo è il risultato. A voi adesso provare la ricetta.